ritrovati ad una nuova puntata del Borsino del Vino. Un appuntamento ricco di attenzioni per altre realtà enologiche siciliane. Infatti oggi vi proponiamo due vini dalle caratteristiche veramente particolari. Sono entrambi fermentati in barrique e a nostro avviso, oltre che esprimere una giusta qualità in bottiglia, esprimono anche il giusto valore medio di mercato. Il primo dei due è ottenuto da uve Chardonnay in purezza. Benché si tratti di un vitigno internazionale tra i più diffusi, le sue note si personalizzano in maniera del tutto particolare in Sicilia per il clima che influenza la maturazione delle uve. Il Tarucco Chardonnay è prodotto dall'azienda agricola Geraci. I terreni sono in provincia di Palermo, nel comprensorio del comune di Bisacquino. La fermentazione tra acciai e baricche qualifica il vino con note olfattive complesse che richiamano frutti esotici e sensazioni mentolate. La giusta mineralità accompagna il gusto in bocca. È ottimo compagno in abbinamento a primi piatti strutturati, quali ad esempio le trofie con triglie e gamberetti. Il suo valore medio di mercato è intorno agli 11 euro. Il secondo vino deriva da un'insole impurezza. Questo vitigno autoctono siciliano esprime caratteristiche diverse e particolari a secondo delle zone di coltivazione e delle tecniche di vinificazione che vengono adottate. Vi proponiamo l'Insole alla Masa dell'azienda agricola Castellucci Miano. Siamo nel territorio di Valle d'Olmo, in provincia di Palermo, sulle colline a 800 metri di altitudine, e le uve Insole raccolte a maturazione tardive vengono vinificate e fermentate in barrique sotto l'attenta guida dell'enologo Tonino Guzzo. Il vino affina sia in acciaio che in barrique e mostra importanti note olfattive di fiori e frutta gialla, sensazioni minerali, ed in bocca è di buon corpo e di lunga persistenza gusto-olfattiva. Da abbinare a secondo i piatti di pesce strutturati, quali il pesce alla ghiotta messinese. Il valore medio di mercato è di euro 12. Vi aspettiamo nuovamente venerdì prossimo per proporvi nuove realtà enologiche siciliane. Continuate a scriverci al nostro indirizzo di posta elettronica borsinodelvino@email.it per le vostre informazioni e suggerimenti. Potete rivedere tutte le precedenti puntate del Borsino del Vino collegandovi al sito winereality.wordpress.com.